Manuel, eravamo partiti con una promessa nella puntata di lunedì scorso, oggi addirittura una tripletta. Che partita! È andata bene, dai. Come ti dico sempre, non voglio essere ripetitivo, l'importante è vincere. Oggi sicuramente sono contento per la prestazione, anche personale, dai. Anche se faceva i rinviodini, eri contento. Sì, quello sì, però oggi sono contento, dai. A parte gli scherzi, ho temuto un po' sul rigore. Ti spiego il perché. Il primo tempo l'arbitro ti ha ammonito, non ha fischiato il rigore. Nella ripresa ha lanciato a rete, sei cascato in aria. Lì com'è stato l'intervento? Ti ha toccato il portiere? Almeno questo era rigore, dai. Quello prima, come domenica scorsa, magari o mi tuffo male, non so fare, magari devo prendere lezioni, però niente. Il primo ero davanti alla palla, mi sono sentito spingere e sono caduto. Vabbè, come l'altra domenica secondo me magari non è rigore ma non è neanche simulazione. Il secondo è netto. È stato bello il gesto del 3-1 sul tuo terzo gol quando Adrian ti ha chiamato mano nella mano per andare a salutare i tifosi e a ringraziarli. Ha ricordato un po' il gesto di un Juventus-Milan 0-2 del 99, Boban e Weah. Sì, speriamo di rifare quella coppia lì. No, niente, tifosi anche oggi sicuramente calorosissimi per essere venuti qua. Niente, noi bisogna cercare di dare il massimo, portare a casa 3 punti e come sempre detto magari piano piano li riportiamo tutti allo stadio. E piano piano due elementi di esperienza come te richiuti, grande cosa per questa squadra. Ma sicuramente, ma anche il resto della squadra se faccio gol ovviamente è merito anche di Adrian per il piedino fatato che ha, gli assist sicuramente li fa belli, però tutta la squadra se riusciamo a mettere questa intensità e aggredire le altre squadre possiamo far bene, dai. Innanzitutto i complimenti perché hai sfornato una grande prestazione e quest'oggi sei andato anche vicino al gol, ci hai sperato, di la verità? Sì, ci ho sperato dal primo minuto, sono rimasto molto felice dall'inizio quando ho visto che il mister mi ha messo dal primo minuto e poi dopo ho sperato nel gol, ma soprattutto speravo di vincere la partita per prendere questi 3 punti fondamentali per noi e per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di vincere il campionato. Nel primo tempo, solo 1-0 per i padroni di casa, c'è stato un episodio dubbio su di te, ci racconti un attimo cosa è successo? Ero stoppato bene la palla e ho puntato il loro terzino, me la sono allungata, ero davanti a lui e mi sono caduto. Secondo me il rigore c'era, però dopo sono decisioni che prende lì per lì l'arbitro. Correggimi se sbaglio, noi dalla tribuna abbiamo visto in un primo momento proprio l'arbitro indicare il dischetto, poi ci ha ripensato e è venuto da te a parlarti. Questo non so dire perché non abbia fischiato il rigore. No, sarà per la prossima volta, speriamo, dai. Tu sei un giovane, giocare con elementi importanti ed esperienza come Pera e Richiuti, oggi al tuo primo esame cosa puoi dire alla fine? Sono molto orgoglioso di giocare con dei giocatori così, di giocare con Adrian Richiuti che venivo a vederlo allo stadio quando ero piccolo e adesso giocarci insieme è sicuramente una cosa bellissima per me. Sono molto felice. Facciamolo in bocca al lupo allora. Crepi il lupo, grazie. Gianmarco, allora, partiamo dal quarto gol, innanzitutto complimenti, 4-1, risultato bello, importante per il Rimini e vittoria di rimonta. Sì, l'importante era portare a casa i 3 punti. Quando siamo andati sotto penso che oggi sia stata una partita simile a quella in casa con il Firenze, non avevamo mai pensato di perderla. Abbiamo creato tante occasioni e siamo stati bravi subito a pareggiare con un calcio rigore netto e poi il secondo tempo abbiamo fatto altri 3 gol e penso giustamente abbiamo portato a casa i 3 punti. A parte quei 3 minuti iniziali possiamo dire che la partita l'avete dominata, però a un certo punto, prima della fine del primo tempo, se non ci fosse stato quel rigore sembrava che il pallone fosse maledetto e non volesse entrare nella rete. Sì, abbiamo avuto l'occasione con Berardi che ha preso la traversa, poi diverse occasioni con Pera, con Ricciuti, sono diverse palle inattive, però poi attacchi e giustamente arrivano i frutti. Noi lo ricordiamo sempre, è sempre importante anche avere a seguito di trasferte così importanti anche numerosi tifosi e oggi siete andati tutti in occasione anche del terzo gol di Pera a festeggiare sotto la curva. Sì, è sempre bello vedere tanti tifosi a seguito, noi siamo contenti di portarli sempre di più con noi, speriamo che domenica prossima in casa ci sia sempre più gente e di toglierci altre soddisfazioni. L'ultima domanda, questa può essere la vittoria della svolta per quanto riguarda questo campionato?
Ma noi ne guardiamo partita dopo partita, noi tutte le partite sono fondamentali perché se vinci oggi e poi pareggi in casa è come se fossimo tornati indietro, quindi noi ogni domenica daremo il massimo e cercheremo di portare sempre 3 punti a casa. Mister, allora eravate partiti bene, poi cosa è successo? È successo che per 30-35 minuti abbiamo tenuto abbastanza bene, gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora ce li siamo portati troppo nella nostra area e loro, avendo anche gente di esperienza e di qualità, logicamente ci hanno messo in difficoltà, ma diciamo che l'episodio che c'era a rigore comunque del primo tempo ha un po' modificato le nostre cose. Sull'1-0 speravate di chiudere appunto la prima frazione di gioco sull'1-0 perché comunque avevate contenuto gli attacchi del Rimini almeno nella prima parte di gara, no? Abbiamo fatto un'ingenuità e giustamente hanno dato il rigore, logicamente lì loro hanno preso coraggio e nel secondo tempo abbiamo fatto un altro errore in disimpegno e si è trovato di nuovo davanti al portiere il loro attaccante, quindi abbiamo fatto 2 grossi errori e li abbiamo pagati perché comunque loro, avendo qualità e esperienza, non dovevamo assolutamente fare questi regali. Ecco, la sua impressione, che idea si è fatto di questo Rimini? La squadra Rimini è stato costruito per vincere, quindi al di là delle idee penso che è una cosa reale, non sono io a scoprirlo, logicamente ha iniziato con qualche difficoltà, ma il campionato è lungo e ha tutte quante le possibilità per giocarsela e per vincere il campionato. Siamo con Fornasier, dicevo, il vostro allenatore, avete iniziato bene, avete trovato subito questo gol e poi vi siete chiusi, speravate di chiudere la prima frazione di gioco sull'1-0, poi è arrivato quel fallo da rigore che ha permesso a Rimini di agguantare la partita. Sì, purtroppo è una costante in questa prima parte di stagione, partiamo sempre forte e poi purtroppo fatichiamo un po' a mantenere il risultato. Probabilmente se fossimo andati negli spogliatoi sull'1-0 per noi sarebbe stata un'altra partita, però con i se e con i ma purtroppo non si fa niente, quindi pazienza, dobbiamo imparare anche da questa sconfitta e continuare a lavorare sperando che d'ora in poi di riuscire ad essere più concreti quando andiamo in vantaggio. Aggiungo io che siete una squadra anche molto, molto giovane, ho visto anche parecchi di voi in campo avere gli occhi, diciamo, lucidi vedendo dei campioni come Adrian Ricchiuti che fino a qualche anno fa calcava i campi di Serie A, no? Fa un certo effetto. Sì, sicuramente fa piacere confrontarsi con campioni che hanno fatto determinate categorie, sicuramente hanno più esperienza di noi. Siamo una squadra giovane e appunto per questo dobbiamo imparare anche da queste giornate. Siete Trigono San Paolo, l'obiettivo in questo campionato vostro? Sicuramente raggiungere una salvezza tranquilla, poi tutto quello che viene in più lo prendiamo volentieri, però il nostro primo obiettivo sicuramente è arrivare a salvarsi il prima possibile.